Salve ragazzi, benvenuti in questa nuova avventura. Siamo nel limitare occidentale della Lessinia, il parco regionale del Veneto. Stiamo per andare ad esplorare delle piccole cascate, ma soprattutto stiamo percorrendo un sentiero che veniva percorso nei secoli dai contrabbandieri. Il sentiero che stiamo percorrendo arriva in effetti giù nella Val d'Adige, quindi dall'estremo della Lessinia, arriva proprio giù nella Val d'Adige, dove veniva trasportato vario materiale di contrabbando. Seguiteci. Ci troviamo a Breonio, in provincia di Verona, a ridosso della grande Val d'Adige. Il sentiero che stiamo percorrendo fu sfruttato dai contrabbandieri nel 1800, quando durante questo secolo i territori di Ala, nella sottostante Val d'Adige, e della Lessinia si trovarono a svolgere il ruolo di confine tra l'impero austriaco ed il regno napoleonico d'Italia prima e tra l'impero austro-ungarico ed il regno d'Italia poi. Nelle valli di questo luogo si sviluppò così un fiorente traffico illecito transfrontaliero che diede vita ad una vera e propria mitologia, ancora oggi presente nelle tradizioni locali. Quello che vediamo là dietro è il Monte Baldo, questa invece è la Val d'Adige in direzione Trento o Rovereto, mentre di là si va verso sud e si arriva nella pianura padana. Qui il sentiero si fa un po' più impervio, ma nulla ci ferma oggi, giusto? No, infatti, ce la faremo. Bene ragazzi, abbiamo dovuto fare una piccola sosta per metterci gli imbraghi da ferrata, perché tra poco dovremo affrontare una parte di sentiero che appunto richiede un minimo di attrezzatura, un imbrago, perché appunto è un sentiero piuttosto impervio e hanno pensato bene di aggiungere delle corde d'acciaio, insomma creare una vera e propria via ferrata. Andiamo a vedere cosa ci aspetta. Com'è? Tutto bene? Com'è Anastasia? Bene per ora, andiamo dai. Qui siamo abbastanza esposti, direi. C'è un bel salto di una cinquantina, forse 100 metri. Allora Anastasia, cosa ne pensi della tua prima ferrata? Beh, non è la mia prima ferrata. Sì, dove hai fatto l'altra, scusa? Al Porto Avventura. Vabbè, il Parco Avventura era il campo di addestramento. No. Ragazzi, una cascata siamo riusciti a vederla, ma le altre purtroppo per raggiungerle bisogna deviare drasticamente dal sentiero principale e purtroppo la nostra piccola comincia a cedere leggermente perché
la salita è alquanto ripida, insomma è faticoso per lei, poverina, e quindi abbiamo deciso di saltare le altre cascate inferiori e di raggiungere insomma un altro obiettivo che si trova lungo il sentiero, quindi andiamo avanti. Siamo incappati in un'altra grotta e si dice che i sentieri che abbiamo appena percorso fossero sentieri preistorici, sentieri percorsi dall'uomo preistorico, ed è probabile dunque che anche queste grotte fossero dunque abitate durante l'epoca appunto preistorica. Ragazzi, abbiamo raggiunto l'inizio del Vaio e qui c'è una grotta alquanto particolare, è stata allestita dalle persone del luogo, insomma dagli abitanti qui di Breogno, e ne hanno fatto una sorta di covo dei pirati, mi viene da dire. Ora qualche anno fa era messa sicuramente meglio, ma vediamo cos'è rimasto, insomma. Qui c'era una sorta di branda fatta con la rete, anche l'entrata allestita sempre con una rete. Qui un tavolino, un vecchio coccio, queste sono delle lucerne, davvero una cosa simpatica, forse a ricordo dei contrabbandieri che effettivamente utilizzavano questo sentiero. Abbiamo raggiunto un'altra grotta carsica dalle dimensioni davvero notevoli. Adesso ovviamente andiamo ad esplorarla. Bene ragazzi, con questa grandissima grotta naturale vi salutiamo. Ci vediamo nella prossima avventura. Ciao!